senza cappello, almeno io, perché lei di cappelli mi sembra ne abbia più di uno. Uno. Un cappello. Un cappello e una stella Michelin appena arrivata, fresca, c'è stato un weekend dopo la cerimonia a Parma dove chiaramente lei è andato anche, no, in diretta, sì. E quindi gli addetti ai lavori chiaramente hanno visto questo chef che ha messato la stella al ristorante a San Bonifacio De Gusto, che già il nome è tutto De Gusto Cuisine, che poi è un termine francese immagino, o è anche inglese. De gusto può essere anche in dialetto. Beh, De Gusto sì, Cuisine è comunque, sì, ecco, se vogliamo, l'abbiamo messo perché una volta c'era anche un bistrò per differenziare, quindi qui, non qui, era verso Venezia. sempre lei. No, era una consulenza che abbiamo fatto per 2 stagioni estive, quindi l'avevamo messo un attimo per evidenziare. Ecco qua, e quindi adesso in centro a San Bonifacio, che è una meta comunque gastronomica, anche perché certo. appunto siamo quasi casa e bottega anche con la pizza. Ah sì, la pizza migliore al mondo, dicono. Dicono, perché lei Secondo me sì. sì, effettivamente Dopo bisogna sempre stare attenti come si parla, perché magari si può offendere qualcuno. Allora... ecco, siete talmente vicini appunto che immagino che comunque siate più informati voi, insomma, di noi che arriviamo chiaramente un po' come i Re Magi, no? Esatto. Vedono una stella cometa, arrivano e quindi c'è chi con la stella Michelin ha preso un periodo di vacanze, è successo a Rimini, non scherziamo, quindi lo chef chiaramente deve essere sempre presente nel ristorante, no? Quando si guadagna una stella abbastanza importante, ma poi chiaramente se ti invitano proprio quelli della Michelin, chiaramente poi ci vai, quindi a quel punto chiudi il weekend, cosa che non è avvenuta qui, immagino, qui a San Bonifacio, anzi. Qua cosa è successo? bisogna lavorare qua. Cosa è successo quindi con... Beh, diciamo che comunque noi come clientela è un ristorante che lavora, quindi non possiamo lamentarci. Sì, c'è stato un incremento delle prenotazioni, però già prima eravamo abbastanza fine settimana quasi sempre completo, quindi adesso speriamo di vederlo anche durante la settimana. Bene, quindi è stata una sorpresa o... È stata una sorpresa, sì. Quindi complimenti al nostro chef che si chiama? Matteo Grandi. Ecco, Matteo Grandi che non ce l'ha riportato lo tocchiamo, non toccare, quindi siamo qui con lui. E quindi ecco, cerchiamo un po' di capire come si arriva a questa fatidica stella Michelin. Forse non bisogna pensarci, visto che è stata una sorpresa. Bisogna farlo con l'intenzione di farlo per esempio per i clienti. Non è che uno lavora per la stella, innanzitutto si lavora per i clienti. Poi la stella arriva, cioè non è che se tu lavori deve arrivare. Nessuno sa i canoni, quindi non so dire a uno come fare a prendere la stella. Se uno mi chiede come hai fatto a prenderla, non lo so. Io penso che sia stato un riconoscimento per quello che abbiamo fatto e stiamo facendo e faremo. Cioè non è che uno posso dargli un consiglio come far prendere la stella, posso dargli un consiglio che magari ci creda, bisogna crederci. Bisogna fare qualcosa chiaramente. E San Bonifacio è diventata quindi una meta gastronomica, evidentemente San Bonifacio ha delle potenzialità. Sì, poi sono anche delle coincidenze, insomma, possono essere anche delle coincidenze che si ritrovano delle persone che amano questo lavoro nello stesso paese, insomma. Basta guardare dove c'è Ugliassi, insomma un 3 stelle e un 2 stelle, a Senigallia anche... un altro epicentro gastronomico, poi magari non ci sono gli alberghi, ecco, c'è un alto livello appunto della cucina che poi magari... magari nel tempo arriveranno anche quelli. Ecco, bene, quindi no, ecco, come si arriva alla stella, nel senso che lei avrà fatto la scuola alberghiera, magari non aveva voglia di studiare, non so come ha iniziato, diciamo. No, io ho fatto l'alberghiera, non ero uno studente un modello, però cercavo di difendermi, insomma, dai. Qui a Verona, in Chievo. Ecco, a Verona. Dopodiché sono partito subito. In Italia ho lavorato veramente poco. Ho fatto qualche stagione da giovane mentre andavo a scuola, quindi 14-15 anni. Poi ho finito la scuola e sono andato a Shanghai, ho iniziato a lavorare all'estero io. Ho fatto Shanghai, Kuwait e India, ho lavorato al Park Hyatt per quasi 6 anni con uno chef francese e dopo sono tornato in Italia e ho aperto il mio ristorante. Quindi ecco, diciamo che la costante è proprio il fatto che si fanno esperienze all'estero.
Sì, io questi- credo che anche l'esperienza in Italia vada bene, l'importante è capire cosa si vuole fare, bisogna metterci la passione, cioè, questo lavoro qua non è un lavoro, è uno stile di vita, non ci sono orari, non ci sono feste, deve piacere, se ti piace lo fai senza problemi, altrimenti diventa una cosa pesante e non lo fai più con passione e quindi automaticamente lo trasmetti nei piatti. Quindi diciamo che all'estero con queste esperienze poi si capisce che è un lavoro, quindi non è un'esibizione, e l'Italia che magari è più legata alla gestione familiare, poi quando si va all'estero si capisce All'estero hai la possibilità di lavorare su grandi aziende, quindi anche di permetterti, ti fanno conoscere anche quello che c'è dietro la gestione, che non è solo il far da mangiare poi, no? Soprattutto quando sei imprenditore, perché sai, fare cuoco sarebbe la cosa più bella, dopo c'è da gestire il personale, perché comunque la brigata è la cosa fondamentale, se non hai la brigata non vai da nessuna parte. che... Quindi ristoranti pieno centro a San Bonifacio, aperto pranzo e cena, Pranzo e cena, sì. ecco c'è un giorno di Martedì e riposo. mercoledì a pranzo. Ecco, quindi il ristorante ha riaperto il giovedì mattina, ovvero il momento in cui noi stiamo facendo questa anche registrazione che poi si vedrà, ma è proprio a ridosso quindi della presentazione. Quindi le formule, visto che siete aperti a pranzo e diciamo la cucina stellata diciamo, va per la maggiore la sera. Va a giorni, ci sono dei giorni che si riempie anche a pranzo, dipende un po' da... Il pranzo è sempre un terno all'otto, non... si lavora Stesso come... menù. Per adesso abbiamo lo stesso menù, sì. Dopo più avanti si stava pensando di studiare una formula per il pranzo, più che altro per i tempi e per alleggerire, stiamo valutando come farlo. No, mi chiedevo se come dire, si spende meno venire da degusto che mangiare la pizza ai tigli. Io spero che si spenda uguale, insomma. Ecco. Quindi i prezzi chiaramente per un ristorante chiaramente sono no? Poi ci sono delle formule, ci sono Sì, dei... noi non abbiamo più i prezzi nei piatti, abbiamo 3 formule, abbiamo il menù degustazione 90 euro, poi abbiamo l'opzione 2 piatti, 3 piatti, 4 piatti, parte da 55 di 2 piatti con il coperto incluso, 55, 70 e 80 4 piatti. Dopo ovviamente ci sono delle variazioni se uno prende dei piatti un po' più costosi tipo un l'astice o il Kobe, in questo momento ci sono delle aggiunte che sono segnalate nel menù. E quindi la formula pranzo ce ne sono? Dove stiamo valutando? Perché fino ad ora con l'arrivo della Stella praticamente siete un ristorante gastronomico. Esatto. E quindi mezzogiorno e sera Uguale. è la stessa cosa, e quindi bene. Questo tra l'altro è un piatto dello chef, questa è una nuova creazione, e chiaramente bisogna sempre sorprendere chiaramente i clienti. Sì, ci vuole una buona dentiera. E un suo piatto che può aver convinto quelli della guida Michelin. No, diciamo che i piatti nostri cambiano da stagione a stagione. Io non ho Non ci sono dei classici. C'è un classico che la guida Michelin non ha mangiato, che lo teniamo perché i nostri clienti sono affezionati, però noi cerchiamo di lavorare con la stagionalità, quindi non dobbiamo soffermarci su un piatto. Io penso che la gente mangi bene quando mangia il prodotto nel suo fiore, tipo adesso in questo periodo qua c'è la cacciagione, c'è il tartufo, quindi secondo me il piatto è buono quando è di stagione, perché la materia prima è fondamentale sul piatto. Poi il tartufo è il peggior nemico dello chef creativo. Come lo vede lei? Non è detto che per essere creativi bisogna fare un piatto troppo strano, perché secondo me è un piatto di tradizione trasformato, servito su un ristorante con un'eleganza, penso che sia la cosa più difficile da fare. Perché trovare l'eleganza su un piatto di tradizione, penso sia... I tortelli della Nadia Santini emozionano sempre, quindi non ho trovato nessuno che ha copiato quel piatto come lei. Quindi penso sia la cosa più difficile da fare. Tortelli di zucca mantovani, che poi è un dessert, che si abbina a un muffato, a un chateau di Chem, e bene, quindi lei citava la selvaggina, citava un piatto cosiddetto vegetale, tartufo, e mi chiedevo se poi comunque un ristorante deve comunque proporre sia carne che pesce, quindi soddisfare un po' tutti i clienti, immagino che sia obbligatorio. Obbligatorio no, ci sono anche ristoranti stellati che fanno solo pesce, basta guardare Cera qua poco
secondo me bisogna fare quello che si sa fare soprattutto. Quindi nel vostro caso abbiamo quindi sia piatti di carne che di pesce. Sì. Il pesce è sia, che so, di acqua dolce? No, di pesce mare? è di mare, acqua dolce non facciamo nulla in questo momento. Uno chef possiamo dire possa essere il suo maestro? Il mio maestro è stato uno chef francese che Quello che diceva prima, Sì, sì, sì. che è famoso in Oriente. beh, in Oriente, sì, lui è di Lione, ha lavorato con i grandi cuochi di Lione, Pierre Rossi, Michel Toivreau, e adesso lavora in Oriente, sì, lui è molto bravo. Che non è uno dei blasonati, semplicemente perché evidentemente fanno delle offerte che non si possono rifiutare, chiaramente Esatto. delle offerte indecenti, questi chef partono e poi sono sconosciuti perché magari la guida Michelin non esce in quei posti, comunque non usciva visto che si sta appunto allargando, e quindi bene, complimenti quindi per questa stella Michelin Grazie. che lei dedica. Al mio staff, al mio ristorante, a mia moglie, a chi ci ha lavorato per arrivare a questo obiettivo.